Continua lo sciopero dei netturbini di Favara che per il quarto giorno consecutivo si sono astenuti nella raccolta dei rifiuti e anche nello spazzamento delle strade. La motivazione, lo hanno detto già da subito, è il mancato pagamento di due spettanze, due stipendi arretrati che a loro dire non consentono più di andare avanti e di portare il classico pezzo di pane a casa. L'interessamento del prefetto aveva fatto sì che le ditte si impegnassero a corrispondere 8/12 di 14, mentre l'amministrazione comunale ha detto di aver anticipato a lunedì prossimo il pagamento di una fattura di mensilità arretrata. Situazioni che non ne convincono i netturbini che continuano lo sciopero. In una nota inviata alla stampa chiedono scusa ai loro concittadini per il disagio procurato, ma dicono che così non si può andare avanti, anzi la loro situazione peggiora sempre. Non hanno più credito con le banche, non hanno più credito neanche con i familiari e non riescono più a far fronte alle normali esigenze delle loro famiglie, quasi tutte monoreddito e con due stipendi in arretrato da percepire. La loro richiesta è il pagamento subito degli arretrati e che per il prosieguo si operi affinché lo stipendio arrivi puntualmente alla scadenza del mese. A nulla è valso quindi l'impegno del prefetto, così sembra, e quello del sindaco che aveva fatto appello al buonsenso degli operatori ecologici per farli tornare a lavorare. Appello andato a vuoto anche per i cittadini. Antonio Palumbo, sindaco di Favara, aveva chiesto ai suoi concittadini di non conferire i rifiuti e di tenerli a casa in questo momento di emergenza, cosa che naturalmente non è successa in quanto in quasi tutte le strade di Favara si notano cumuli di rifiuti di ogni genere, soprattutto di indifferenziato e di umido. Proprio l'umido è quello che dà il maggiore fastidio e che desta le maggiori preoccupazioni in considerazione del caldo estivo e quindi dell'accelerazione della putrefazione del materiale organico.